Purtroppo siamo qui a Porto Empedocle a volere commentare e accogliere gli ennesimi morti del naufragio. Sono diventati appuntamenti fissi questi pomeriggi in cui arriva la nave da Lampedusa. E veramente io sono senza parole, ne abbiamo dette tante e si è anche detta più volte quell'espressione mai più. Non è vero, io non mi sento di dire mai più, io penso quando sarà il prossimo appuntamento semmai. Ma siamo qui come cittadinanza di Porto Empedocle, di Agrigento, come comunità ecclesiale, con questo senso di attenzione verso questi fratelli, queste sorelle che nel tentativo di attraversare il Mediterraneo come mare di speranza vi trovano invece il naufragio delle loro speranze e in questo caso, come in tanti altri, il naufragio delle loro stesse vite. Questo purtroppo fa parte di quello che è uno dei nostri compiti, che io guardo sempre positivamente alle cose e lo devo fare necessariamente perché l'impegno è tanto e comunque tanti risultati si ottengono. A fronte di tante vite salvate purtroppo dobbiamo anche piangere i morti e oggi è anche il numero, tra l'altro 8 di questi sono 9 i feretri, 8 sono vittime di un naufragio, quindi certo sono momenti a cui non ci si abitua mai. Andranno al comune di Caltanissetta, saranno seppelliti al cimitero di Caltanissetta grazie alla disponibilità del sindaco e questo dà anche l'idea di come c'è una grande sinergia anche con comuni di province diverse dalla nostra, ma anche i nostri sindaci hanno dato sempre grande disponibilità. È un grandissimo lavoro di squadra che si fa anche con gli enti locali. Certo la situazione a Lampedusa non è semplice, soprattutto quando arrivano questi sbarchi ravvicinati che mettono veramente che creano tante difficoltà a un sistema che è ben modulato, ben calibrato, ma quando i numeri sono elevati purtroppo tutto diventa più difficile. Io voglio però ricordare anche in questi momenti così tristi tutto il lavoro che viene fatto, le vite che si salvano ogni giorno e l'accoglienza che anche non in condizioni tante volte ottimali, dati appunto i numeri, che viene riservata a queste persone che attraversano il mare rischiando la propria vita. Grazie. Signor Questore, che effetto fa vedere queste salme qui in momento di preghiera, di accoglienza da parte della comunità? Fa un effetto che fa riflettere tanto, perché fa riflettere, lo abbiamo letto stamattina alla festa della polizia, sulla cattiva coscienza di tutti. Siamo qua ad aspettarli, per me è la seconda volta, ma so che il prefetto, i sindaci sono qua tante volte, il vescovo. E questo rito di pietas giusto ogni volta si scontra con una realtà che è quella di finalmente qualcuno ha trasformato la parola emergenza in un fatto e il fatto è il decreto nuovo che c'è. Ma quanto è vero che è un'emergenza, una cosa che dura da 30 anni? Ancora una volta assistiamo ad uno sbarco purtroppo di bare con 9 persone che hanno perso la vita nel cercare di trovare una vita migliore. E ancora una volta assistiamo al pianto di madri, di padri e di figli che testimoniano purtroppo questo viaggio della speranza che molto spesso si trasforma in viaggio di morte. Vorremmo che tutto questo non si verificasse più, siamo però consapevoli che purtroppo il Mediterraneo ormai è diventato una tomba dove molte persone nel cercare una vita migliore perdono la vita.
e ancora oggi siamo qua per l'ennesima volta a dare la nostra testimonianza di accoglienza nonostante ci troviamo in grande difficoltà e piangiamo insieme con le madri e i padri queste persone che purtroppo hanno perso la vita. Sindaco, anche lei ha voluto presenziare a questa cerimonia di accoglienza? Sì, anche se non sono il sindaco di Porto Empedocle, però e le salme non rimangono né qui ad Agrigento né a Porto Empedocle, però mi sembrava doveroso venire a porgere dei fiori proprio sulle loro bare. Altro ennesimo episodio che si chiude con la col triste evento dell'exitus finale. Peraltro mi ricorda anche il mio lavoro, io sapete bene ho visitato tutti i migranti e ho accolto migranti sia vivi che anche deceduti nel Mediterraneo. Agrigento al centro del Mediterraneo, Agrigento è la porta del Mediterraneo, Agrigento ha anche ahimè questo compito, quello di accogliere tutti. Questo ci rattrista perché purtroppo sono eventi che si perpetuano, è sempre come se noi stessimo da lontano a guardare e questo mi dispiace tantissimo.